Natale in giallo. In Veneto la pandemia alza lentamente ma inesorabilmente il livello dei contagi. Le previsioni così si confermano e dalla settimana prossima è praticamente certo il passaggio di fascia. Penso che il bollettino di venerdì si possa riservare, salvo resti dell'infezione con dimissioni ciclopiche, purtroppo ci riserverà la classificazione del lunedì prossimo di zona gialla. Il cambio di fascia però non significa che la pandemia ad oggi non sia sotto controllo. La situazione è sicuramente delicata, però al momento non ci sono le condizioni per precipitare in zona rossa, quindi le vacanze non verranno pregiudicate. Non ci sono prospettive negli algoritmi di zona rossa. Cioè, questo ve lo devo dire, se il problema sono le vacanze natalizie, che significano economia per il Veneto, prenotate senza problemi.